Ciao amici di GD Ferro Team, questa sera si svolgerà una selezione di Miss Italia al padiglione 8 della Fiera di Padova. Ci vediamo dopo con la vincitrice. Sì, è proprio sì, buonasera amici, buonasera. Fate l'applauso, no, ma fatelo. Sono quelli che io definisco gli applausi sulla fiducia, perché non ho fatto ancora nulla per meritarmelo, però insomma lo fate e ci fa piacere. Buonasera e benvenuti a questo importante appuntamento. Miss Italia 80 anni di questo concorso che ci fa compagnia nelle location più prestigiose e più belle d'Italia, e non potevamo ovviamente mancare qui. In occasione dei 100 anni della Fiera Campionaria, due appuntamenti importanti per entrambi i marchi. E vorrei fare un ringraziamento particolare ovviamente agli amici dell'Ascom, Confcommercio Padova, che hanno creato questo padiglione 8 bellissimo con questa area eventi. Fare un applauso per loro perché stanno davvero lavorando in maniera importante, loro e tutte le persone che ci circondano, quindi magari al termine della serata, se non l'avete già fatto, avete modo di andare a trovare tutti i vari amici espositori che hanno sicuramente delle cose interessanti da proporvi. Bene, Miss Italia, abbiamo delle bellissime ragazze pronte a farsi vedere in questa passerella, a sfilare per voi con un ospite eccezionale che probabilmente avete già visto prima, altrimenti ve la facciamo vedere subito. Ma io a questo punto inizierei col chiamare tutte le concorrenti sul palco e poi avremo tante cose da raccontarci. Eccole, le concorrenti al titolo di Miss Viva Ascom Padova. A voi! 24 bellissime ragazze, alle quali rivolgerei davvero un bel applauso, perché tra loro ci sarà la vincitrice di questa serata. Ma noi questa sera qui a Padova, grazie ovviamente all'Ascom, abbiamo un ospite con la quale abbiamo fatto una bella chiacchierata all'inizio alle 19, poi lei ha fatto una bella passeggiata tra gli stand, ovviamente ottenendo un grande riscontro dal pubblico, ed è venuta a trovarci questa sera per questa occasione straordinaria colei che è la detentrice del titolo di Miss Italia 2018, Carlotta Maggiorana. In mezzo a loro, prego Carlotta, la passarella è tutto tuo. Le ragazze nel camerino ora ti stanno guardando con la giusta curiosità e ammirazione. Carlotta, buonasera. Buonasera a tutti voi, sono molto felice di essere qui e anche emozionata perché ricordo quando io l'anno scorso ero nei panni di queste ragazze, quindi tremo anche ora ripensando. Cosa si prova a essere qui, ad attendere il verdetto di una giuria, ad iniziare una serata? Beh, una grande emozione, tanta adrenalina, devi cercare davvero di dare del tuo meglio per convincere la giuria e comunque tutte le persone, tutto il pubblico che ti sta guardando. Quindi mi raccomando, date il 100% e credete in voi stesse. Grazie Carlotta, abbiamo visto nel pomeriggio scorrevano delle immagini bellissime di tantissime tue apparizioni televisive nei principali programmi Rai, Mediaset e non solo, la 7 ovviamente e tante altre emittenti. Come sta andando questo tuo percorso da Miss Italia? Siamo arrivati vicini però alla scadenza.
Sì, siamo quasi arrivati a settembre e dove cederò la corona alla nuova Miss Italia 2019. È stato ed è un anno veramente ricco di tante esperienze straordinarie e sono molto felice di quello che sto facendo e spero che da Miss Italia mi venga data l'opportunità di continuare in questo mio percorso, in questa mia grande passione. Allora io ti tengo ancora un secondo sul palco, farei rientrare le ragazze che dovete prepararvi per la prima uscita e ti chiedo un'ultima cosa, Carlotta, si avvicina appunto il momento della finale nazionale perché poi passerà velocissimo, saranno mesi ancora più intensi di quelli che sono stati fino ad ora. Ci stai cominciando a pensare al momento in cui questa corona dovrai porla sul capo di un'altra ragazza della Miss Italia 2019? Sì, sicuramente, però Miss Italia, il titolo di Miss Italia resterà in me per tutta la vita, quindi questo è l'importante. È vero, Miss Italia è sempre Miss Italia, lo vediamo quando vediamo tante signore dello spettacolo che hanno vinto questo titolo importante e sono sempre riconosciute come le Miss Italia. Carlotta, io ti ringrazio, Carlotta è arrivata qui oggi pomeriggio presto, lo dico, ha fatto di tutto per esserci, si è fatta un 4 ore di strada per arrivare, domani ha un impegno in un'altra regione e deve partire subito e quindi io vorrei un applauso per Carlotta, ti ringraziamo. Ovviamente questi erano gli accordi, avete visto la precisione dell'Ascom, aveva scritto sulla pubblicità che Carlotta era quindi con noi dalle 19, poi sarebbe dovuta andare via, proprio voluto salutare le nostre concorrenti. Carlotta, grazie. Grazie mille a voi ed auguro a tutti questi ragazzi un grande in bocca al lupo. Grazie e spero a presto. E anche a te questo applauso è solo per Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018. Grazie, vai, un'altra passerella, vai. Grazie davvero, bene. Ed ora bando alle ciance e si comincia con la gara, perché 6 sono le fasce che assegneremo questa sera e tutte e 6 le vincitrici accederanno direttamente alle finali regionali in Veneto di Miss Italia. Quindi per le 6 vincitrici questa sera è davvero un passo molto importante, perché per diventare Miss Italia, come è diventata la Carlotta, si devono fare delle selezioni, si vincono le selezioni, si va alle regionali, dalle regionali poi la vincitrice di regionale va alle prefinali nazionali e da lì davvero si possono aprire delle grandi opportunità. Quindi le vincitrici di questa sera superano già il primo ostacolo e quindi il primo step è fatto ed è comunque bello complicato. Io non l'ho detto all'inizio perché c'è la Carlotta, poi le ragazze dietro avevano veramente tanta voglia di uscire sul palco e iniziare la sfilata, però io ovviamente voglio portare un saluto da parte di Patrizia Mirigliani, la nostra patrona, alla quale rivolgerei un grande applauso perché con tanto affetto, tanta passione e amore si dedica a questo concorso e soprattutto le ragazze, quindi grazie davvero a nome di Patrizia per essere qui con noi. Come vedremo le ragazze le chiameremo a gruppi di 4, ok? Quindi le avremo qui schierate e poi sfileranno una alla volta. Quindi iniziamo, le presenterò io, si sono già presentate loro, adesso risparmiamo loro la presentazione, loro devono concentrarsi solo a sfilare. Le prime 4, Alessia, Michelle, Ilaria e Rita, prego, loro 1, 2, 3, 4. Iniziamo con Alessia, concorrente numero 1. Andiamo con la numero 2, Michelle.
numero 3. E andiamo con la numero 4 che è Linda. Numero 1 Alessia, la numero 2 Michelle, la numero 3 Ilaria, la numero 4 Linda. Anzi, potete rientrare. Andiamo con le prossime. 5, 6, 7, 8 Giulia, Jessica, Giorgia e Silvia. Giulia, numero 5. Andiamo con il numero 6, Jessica. Andiamo con Giorgia, concorrente numero 7. Silvia, numero 8. Salutiamo la numero 5 Giulia, la numero 6 Jessica, la numero 7 Giorgia e la numero 8 Silvia. Ed eccole qui Giada con il numero 9, 10 Benedetta, 11 Eleonora, 12 Asia. Giada, concorrente numero 9. Benedetta, numero 10.
volta di Eleonora, numero 11. Conclude questo gruppo la numero 12, Asia. La numero 9, Giada, la numero 10 è Benedetta, la numero 11 Eleonora, la numero 12 Asia. Quelle che stanno entrando la numero 13 Nicole, la numero 14 Sara, la numero 15 Asia, la numero 16 Jenny. Nicole, concorrente numero 13. Numero 14. Nel momento di Asia, la numero 15. Di questo gruppo Jenny, che concorre con il numero 16. La numero 13, Sara, la numero 14, poi abbiamo visto Asia con il numero 15 e Jenny il numero 16. Prossimo gruppo, Nicole numero 17, Marta numero 18, 19 Asia, 20 Maila. Siamo con Nicole numero 17. Poi abbiamo Marta numero 18.
numero 19. Andiamo con Maila, concorrente numero 20. Abbiamo Nicole numero 17, Marta numero 18, Asia numero 19, numero 20, Maila. Quindi arrivano le ultime tre che sono la 21 Maddalena, la 22 Valentina e la 23 Giulia. Maddalena numero 21. Valentina numero 22. Del gruppo Giulia, concorrente numero 23. Avanti, Maddalena numero 21, Valentina numero 22, Giulia numero 23. Potete rientrare in camerino, grazie. A questo punto diamo il tempo a loro di rientrare. Io credo che potremo anche fargli fare una bella passerella tutte quante insieme per rivederle ancora una volta. Siamo pronti? Che dite? Abbiamo una base pronta e andiamo a rivederle tutte insieme. Prego, eccole qui le 23 protagoniste candidate al titolo per Miss Viva Ascon Padova. Eccole qui. Pure un passo avanti, ragazzi, fate un paio di passi, perfetto. Facciamo un bel applauso per loro. Avete identificato il pubblico, vedete? Voi fate
un applauso al pubblico, bravo, è così che si fa, è proprio così che si fa. Intanto potete rientrare, aspetta i fotografi, facciamogli fare ai fotografi il loro lavoro perché anche loro ci seguono, è sempre un piacere, grazie, potete rientrare, grazie. È il bello di Miss Italia, queste ragazze che giocano, si divertono, perché lo si dice sempre in cameriere ed è vero, per le ragazze deve essere in realtà un gioco importante, un gioco che in alcuni casi, perché no, cambia la vita, perché obiettivamente le opportunità che dà Miss Italia sono davvero importanti. Ed è il bello di queste ragazze è che alcune partecipano perché magari fanno già le modelle, l'abbiamo sentito, quindi approfittano di quella che è la grandissima visibilità che solo Miss Italia può offrire. Altre invece lo fanno per curiosità, per provare, in realtà per provare questa esperienza e magari un giorno raccontarla alle figlie e ai nipoti. Sono tanti i motivi per cui così tante ragazze decidono di partecipare a queste serate. E comunque è sempre bello vedere sorridenti, è bello vedere le ragazze che hanno già fatto selezioni, che hanno un po' più di cattiveria, tra virgolette, sul palco, altre invece che magari è la prima volta e timidamente affrontano la passerella, però riescono sempre a presentarsi, a proporsi nella maniera migliore. Brave davvero. Bene, io adesso vorrei andare a ringraziare degli amici che seguono Miss Italia, che sono i nostri partner. Rocchetta, Miss Italia beve tutti i giorni l'acqua oligo-minerale Rocchetta perché è leggera, stimola la diuresi e aiuta ad eliminare scorie e liquidi in eccesso, così ogni giorno si sente più bella. Poi parliamo, Miluna ve li lascio dopo perché avremo una sfilata di Miluna, parliamo di Interflora, tutti quanti conosciamo il servizio che offre Interflora, la possibilità di portare un omaggio floreale in ogni occasione, in ogni evento, in ogni parte del mondo. E poi abbiamo B-Match, hairstylist ufficiale di Miss Italia, nato dall'unione di realtà presenti sul mercato da oltre 10 anni, con servizi e prodotti per parrucchieri, centri estetici e spa. B-Match è la novità del settore della bellezza e del benessere. Eccole, le nostre candidate, le rivediamo. Mi hanno appena passato vado a studiarmi gli appunti, sì, dovremmo esserci, sì. Allora, io vorrei fare un ringraziamento a 3 ragazze che sono qui questa sera, che sono già delle finaliste regionali, ci sono comunque venute a trovare e a noi questo fa molto piacere perché comunque ci sono ragazze che, lo dicono prima, vengono per provare un'esperienza, alcune perché comunque fare selezioni è comunque un allenamento per prepararsi per i prossimi impegni. Loro erano le più tranquille in realtà, sono già finaliste regionali, le vorrei presentare. Ilaria, numero 3, fai un passo avanti, un applauso per lei, grazie. Poi abbiamo anche Giulia, prego Giulia, la numero 5. E poi abbiamo anche Maddalena, la numero 21. Ecco. Siamo proprio qui alla Fiera di Padova, 100 anni di Fiera di Padova, 80 anni di Miss Italia, siamo qui al Padiglione 8, allo stand dell'Ascom, area eventi, un applauso per l'Ascom Padova e per gli amici della FIBA, la Federazione Italiana Venditori Ambulanti, che siamo qui con loro questa sera per andare ad eleggere la più bella
una tra queste belle. Appuntamento importantissimo, oramai tradizionale qui alla Fiera di Padova. Una cosa da dire importante: andremo a premiare 6 ragazze e tutte e 6 le prime 6 classificate accederanno di diritto alle finali regionali di Miss Italia, quindi per loro è un passaggio importantissimo. Ma iniziamo dalla sesta classificata. Io chiamerei il presidente ASCOM Patrizio Bertin per premiare la sesta classificata. Stia pure al centro, io vi faccio da parte. Sesta classificata, ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Veneto. Lei è la concorrente numero 17, Nicole Miglioranza. Nicole arriva da Altavilla Vicentina. Per premiare la quinta classificata andiamo con il presidente gruppo giovani Massimiliano Lossego, eccolo qui, quinta classificata, che è la concorrente numero 8, Silvia Padovani di Verona. Andiamo con il presidente ASCOM di Cittadella Enrico Baggio. Non ha vinto, dalla fascia alla quarta classificata. Ricordiamo, la sesta, la quinta, tutte le prime 6 classificate accedono di diritto alle finali regionali in Veneto di Miss Italia. Ma andiamo con la quarta classificata. La quarta classificata è la concorrente numero 22, Valentina Badan. Andiamo con la terza classificata, sul palco il presidente FIBA ASCOM Padova, Ilario Sattini. Ecco Paola Rizzotti che sta distribuendo fasce questa sera. Terza classificata, ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Veneto, lei è la concorrente numero 2, Michelle Damian. Con la seconda classificata, prego presidente ASCOM Patrizio Bertin. Adesso qui il silenzio si fa sempre più forte, non è un gioco di parole, sempre più forte. Si comincia a salire sulla classifica, le ragazze cominciano a fare i conti, cominciano ad esserci solo 2 opportunità per tutte, anche se lo ricordiamo, tutte le altre concorrenti potranno partecipare alle prossime selezioni, quindi nulla per voi Miss Italia continua all'infinito, fino a quando si spengono le luci del palco della finale del 20 agosto in piazza Aurora Jesolo. Sempre dovete sperare, mai mollare, ma andiamo avanti con la seconda classificata. La seconda classificata è il concorrente numero 16, Jenny Stradiotto. E a questo punto sul palco gli ospiti, iniziamo con il presidente della Camera di Commercio, Santocono, grazie. Poi rivorrei ancora Bertin sul palco, con il presidente anche di ASCOM FIBA, chiamiamoli insieme, tutti sul palco vorrei, e poi ovviamente Paola Rizzotti, perché strette di mano, fasce. Allora stiamo ai lati, vengo però vicino al presidente della Camera di Commercio, se vuol dare un saluto, grazie. Saluto in questo momento, penso che nessuno interessa il mio saluto per il fatto che è un bellissimo contesto e soprattutto penso per il centenario della Fiera di Padova sia il modo migliore di coronare questa nuova era di questa fiera. Grazie a lei per aver fatto parte anche della giuria. Paola, al
Alessandro, anche tu com'è andata questa sera? Molto bene, ormai è una felice tradizione che si rinnova di anno in anno, questo è il 6º anno, è sempre un piacere essere qui alla fiera, poi quest'anno c'è questo importante appuntamento del centenario. Miss Italia compie 80 anni, la Fiera 100 penso che sia nato un bel connubio e si parlava, è stata veramente preziosa e molto disponibile la presenza di Carlotta Maggiorana, perché una Miss Italia così è raro. Complimenti. Lo dico per chi è a casa, qui male se non siete venuti prima qui al padiglione 8 alla fiera di Padova, al padiglione dell'Ascom, perché c'è stata ospite proprio grazie all'Ascom Carlotta Maggiorana Miss Italia 2018, quindi la salutiamo e facciamo un applauso a lei. Grazie. Bene, e a questo punto si aggiudica il titolo di Miss FIBA Ascom Padova, la concorrente numero 7, Giorgia Pianna di Pordenare, provincia di Padova. Un grande applauso lo voglio per tutte le concorrenti: Alessia, Michelle, Ilaria, Linda, Giulia, Jessica, Giorgia, Silvia, Giada, Benedetta, e poi ancora Eleonora, Asia, Nicole, Sara, e poi ancora Asia, Jenny, Nicole, Marta, Asia, Maila, Maddalena, Valentina e Giulia, che sono state loro le grandi protagoniste di questo appuntamento qui con Miss Italia in fiera a Padova, al padiglione 8 area 20 dell'Ascom Padova. Grazie davvero ragazze, complimenti a tutti, l'applauso del pubblico è dedicato a voi e grazie anche a voi che ci avete seguito con tanto affetto. Grazie davvero a tutti quanti voi e complimenti alle ragazze. Ciao! Siamo con la vincitrice della selezione di Miss Italia, Miss FIBA Ascom Padova. Ciao, dici come ti chiami, da dove vieni, quanti anni hai? Ciao a tutti, sono Giorgia Pianta, vengo da Polverare in provincia di Padova, ho 18 anni. Giorgia, te l'aspettavi questa vittoria? No, per niente, poi è stata un'esperienza bellissima, ho fatto amicizia con tantissime ragazze, sono contentissima. Ti sei divertita? Tanto, non pensavo fosse così, bellissimo veramente. Ci vediamo in finale regionale, in bocca al lupo! Crepi, ciao!